Sono Daniele Portinari, siamo ad Alonte in provincia di Vicenza. Qui siamo sui Colli Iberici, la parte sudorientale. Qui siamo in una vigna di Tokai Rosso piantata qualche anno fa. Questa è stata il primo vigneto che ho piantato io quando ho iniziato questa attività di viticoltore, mentre invece nel resto dell'azienda sono vigneti che erano già stati piantati da mio padre negli anni 70. Io ho iniziato nel 2008 come vinificatore. Prima mi occupavo d'altro, facevo tutt'altro lavoro e è stato un po' un cambio molto, diciamo così, un cambio di vita completamente diverso rispetto alla precedente. Le motivazioni sì, sono state varie comunque. Quello di lanciarmi in questa avventura di viticoltore intanto è venuto dalla passione che avevo io già per il vino. Poi avendo anche la possibilità di avere dei vigneti già in produzione, mi ha fatto così, mi ha incuriosito e mi ha spinto a lavorare in questa direzione. Ovviamente un grande aiuto è venuto da Angiolino Maule, perché è stato lui che mi ha aiutato, che mi ha consigliato, che mi ha spinto in questa avventura. I Colli Iberici sono un territorio secondo me, molto vocato per la viticoltura. I terreni sono principalmente calcarei e argillosi, quindi abbiamo una roccia bianca e una terra tipicamente dal colore rosso. Io coltivo Tokai Rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon per quanto riguarda i vitigni a bacca rossa. Poi invece per i vitigni a bacca bianca abbiamo del Pinot bianco, del Tokai bianco e un po' di Garganega. A mio avviso i Colli Iberici sono molto vocati per i rossi, anche se comunque in questi ultimi anni e grazie all'aiuto di Angiolino abbiamo messo a punto, secondo me, la vinificazione anche dei bianchi e abbiamo ottenuto veramente dei risultati, secondo me, apprezzabili. In vigna cerco di lavorare nella maniera più naturale possibile, limitatamente a quello che ci lascia fare soprattutto la stagione. Quest'anno per esempio abbiamo limitato moltissimo l'uso sia dello zolfo che del rame, perché comunque la stagione è stata veramente positiva da questo punto di vista. È chiaro che c'è ancora molto da fare, molto da lavorare per eliminare sia il rame sia lo zolfo. Qualcosa stiamo facendo, soprattutto a livello di zolfo, grazie a prodotti che praticamente sono antagonisti del fungo dell'oidio. C'è ancora da lavorare secondo me sul discorso del rame. Qui siamo in cantina adesso, questa cantina è stata allestita l'anno scorso, quindi abbiamo iniziato, praticamente la prima annata è stata l'anno scorso che abbiamo vinificato qui dentro. Per le vinificazioni noi raccogliamo le uve con un certo anticipo per formare i piedicuve. Il piedicuve non è altro che una piccola quantità di uva che serve per avere i nostri lieviti. Non utilizzando lieviti selezionati dobbiamo agire in questa maniera. Si fa sia per le uve bianche sia per le uve rosse. Le vinificazioni vengono fatte quindi con queste fermentazioni, diciamo così, spontanee, senza l'aggiunta di solforosa nei limiti del possibile, quindi questo viene dettato dall'annata. Per esempio nell'annata 2014 abbiamo usato comunque un po' di solforosa perché le uve non erano perfettamente sane. Dopodiché vengono fatte affinare o in vasche di acciaio o in legno, dipende. Soprattutto ai rossi viene fatto fare un passaggio in legno. Poi facciamo un imbottigliamento, di solito verso aprile-maggio vengono fatti gli imbottigliamenti, anche qui senza l'aggiunta di solforosa e anche i vini non vengono filtrati prima di essere messi in bottiglia. Attualmente produciamo 4 tipi di vino, 2 bianchi e 2 rossi. I due vini bianchi sono principalmente il Pietro Bianco, che è il vino base e il vino che produciamo in quantità maggiore. È formato da 2 uve, Pino Bianco e Tokai Bianco. Il Tokai Bianco, che è il 20% del vino, fa una leggera fermentazione con le bucce sempre che l'annata lo permetta. Il nome Pietro Bianco viene, è un gioco di parole.
viene dalla pietra bianca, che è la roccia calcarea tipica di Colli Iberici, ed è anche un po' una dedica a Pietro, che è il mio figlio più piccolo. L'altro vino invece è fatto con uve di Garganega, in purezza. Abbiamo iniziato nell'anno 2013 a produrre questo vino. Attualmente l'appezzamento di Garganega è veramente molto piccolo, perché sono circa 3.000 metri quadrati, e quindi produciamo 500-600 bottiglie all'anno. È una produzione di nicchia che abbiamo iniziato da poco e cerchiamo di metterla a punto. I vini rossi invece sono sempre due, come abbiamo detto. C'è il Nanni, si chiama il nome del vino, anche qui una dedica all'altro figlio, ovviamente non poteva mancare, si chiama Giovanni, ed è un mix di Pinot Bianco, di Merlot e Cabernet Sauvignon, quindi un classico taglio borgolese. La vinificazione è abbastanza semplice, fa circa una settimana, 10 giorni, non di più, sulle bucce, e poi fa acciaio per la decantazione e qualche mese soltanto un passaggio molto breve in barrica. L'altro rosso invece è un Tokai rosso o Thai rosso in purezza, diciamo il vino un po' di punta dell'azienda, nel vigneto in cui abbiamo visto prima. La vinificazione è un po' più complessa, quindi abbiamo una macerazione con le bucce più lunga, dopodiché viene fatto un passaggio in acciaio, e per una parte del legno invece il passaggio viene fatto totalmente in legno per circa 2 anni, quindi è un vino che esce dopo 2 anni.